Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questa nuova puntata di Coffee. Sigla. E Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Oggi affrontiamo una notizia un po' più spinosa rispetto alla precedente. Le tasse. I nostri partiti di governo evidentemente stanno litigando e non si sa che cosa verrà introdotto nella manovra economica. L'Europa tra l'altro ha bocciato una prima bozza, quindi vi parlerò di due possibili tasse che verranno inserite per il 2020. Sono Plastic Tax e Sugar Tax. Visto che sono molto differenti sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista delle motivazioni per le quali le stiamo inserendo, le tratterò in modo separato. E soprattutto ci fideremo delle dichiarazioni che ha rilasciato Laura Castelli, la nostra vice ministro dell'economia, riguardo queste due tasse. In soldoni la Plastic Tax attualmente è un'imposta mirata a colpire tutti gli imballaggi di plastica e i contenitori di plastica. C'è da notare che anche il polistirolo viene considerato plastica. Ovviamente è stata esentata da questo tipo di imposta la plastica riciclata. Nel momento in cui sto registrando si è proposto di far ammontare questa tassa a €1 ogni chilogrammo. Infatti, secondo le parole della Castelli, questa imposta avrebbe un impatto molto positivo, portando nelle casse dello Stato circa 2 miliardi di euro l'anno. Tuttavia si pensa di inserirla da metà del 2020, quindi il gettito complessivo sarebbe di 1 miliardo perché sarebbero solo 6 mesi. A questo punto mi sembra giusto cercare di spiegare qual è la motivazione che ha portato a ideare questo tipo di tassa. Sappiamo tutti quanti che la plastica, se non viene riciclata, diventa un fattore inquinante assurdo, quindi il nostro ambiente ne risente tanto. Quindi chi non sta riciclando plastica sostanzialmente sta facendo un danno a tutti quanti, perché è un danno ambientale e l'ambiente è di tutti. Di conseguenza la tassa sarebbe una contropartita a questo genere di danno. La logica è che a fronte di quanto inquino devo versare un tot di soldi allo Stato per riparare al mio danno. Ora non è chiaro se questi soldi verranno utilizzati in quella direzione, e cioè ripulire l'ambiente dalla plastica o comunque qualcosa di ambientale, però la ratio che c'è dietro è quella. E indirettamente è come se chi sta inquinando stesse pagando i cittadini per il danno che gli sta facendo. E questo perché i soldi che entrano nelle casse dello Stato sono nostri. Noi siamo i cittadini, noi siamo lo Stato, e quindi se allo Stato entrano dei soldi a noi. La logica è semplice. Reco un danno ai cittadini, ridò i soldi ai cittadini. Questo è sul piano teorico come è stata ideata questa manovra. Però voglio spendere due parole su cosa penso io a riguardo. Questa è senza dubbio una delle imposte più intelligenti pensate negli ultimi anni, a mio parere. E questo semplicemente perché dà inizio presumibilmente a un periodo di transizione verso un mondo non plastic free, ma nel quale la plastica viene sempre riciclata e non si fanno danni ambientali ingenti. Perché ricordatevi che la plastica è dannosa per l'ambiente solo nel momento in cui non viene riciclata. Ma quello che mi chiedo io è: mettere un prezzo a questo genere di danno fatto all'ambiente è furbo? È sufficiente soprattutto? Oppure questo è solamente un contentino per l'opinione pubblica che vuole un mondo plastic free? Infatti questo è un momento in cui tutti quanti siamo molto sensibili al tema ambiente e il partito che farà questo genere di manovra sarà sicuramente acclamato da molti. Io personalmente nutro qualche perplessità riguardo questo genere di imposte perché si va a dare un prezzo all'inquinamento. Tu per poter inquinare devi pagare un tot. Siamo sicuri che €1 al chilo è quanto vale il nostro ambiente? Ma soprattutto si può quantificare il danno che stiamo facendo all'ambiente con la plastica? È semplicemente questo che mi lascia perplesso. Per il resto questa imposta mi va strabene, è super furba e va verso la direzione giusta, a mio parere. Ora invece parliamo della Sugar Tax. Questa imposta è stata pensata per andare a colpire lo zucchero contenuto nelle bibite. Per la precisione si tratta di €10 ogni ettolitro prodotto di bevande zuccherate e 25 centesimi ogni chilo di polvere utilizzata per produrre quella bevanda. Ed è stimato che nei 6 mesi del 2020 in cui verrà applicata, se verrà applicata, genererà per lo Stato un guadagno di 200 milioni di euro. La ragione che c'è dietro a questa tassa è che le bevande zuccherate è dimostrato che facciano male e quindi lo Stato vuole disincentivare l'utilizzo di queste bevande tramite la tassazione. Ovviamente le bevande zuccherate fanno male se assunte in grosse quantità, non se ne bevi un bicchiere ogni 2 anni.
ed è per questo che non vengono bandite, ma si cerca di limitarne l'uso. Non mi sento però di dilungarmi oltre a riguardo perché non ho una preparazione scientifica così adeguata da parlarne in modo esaustivo. L'alimentazione è sicuramente la base della salute delle persone. Per esprimersi a riguardo ritengo che sia opportuno informarsi su come vengono consumate queste bevande in Italia, quanto vengono consumate, ma soprattutto quanto portano all'obesità, ad esempio, o comunque quanto rientrano in una sfera nociva per la nostra salute. Ed è proprio per questo motivo che vi invito a cercare altri canali che si occupano proprio di divulgazione scientifica alimentare, come ad esempio quello di Dario Bressanini, che ringrazio ovviamente come sempre perché questo canale non esisterebbe senza di lui. Bene, per questo video è tutto, io spero di essere stato più chiaro possibile, queste erano le due proposte principali che mi andava di trattare quest'oggi. Se vi è piaciuto il video lasciate like, commentate, condividete, iscrivetevi e attivate la campanellina, ma soprattutto, come al solito, ci sono dei riquadri tra poco che appariranno con altri miei video molto belli, quindi andate a guardarli.